La buona notizia è arrivata a metà pomeriggio quando dall'ufficio stampa della Regione Veneto è stato diramato l'esito dei test eseguiti a Padova sui campioni prelevati al giovane ricoverato da ieri nel reparto di malattie infettive del San Martino di Belluno. I test sono negativi al coronavirus, ha comunicato la direzione prevenzione della Regione Veneto. Gli esami sono stati eseguiti dal personale del laboratorio di riferimento regionale dell'azienda ospedaliera di Padova. I tecnici regionali precisano che la procedura prevede che vengano inviati al centro di riferimento nazionale dello Spallanzani di Roma solo i casi che dovessero risultare positivi. Il ricovero del giovane, rientrato lo scorso 30 ottobre dalla Cina, dove stava svolgendo un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu, a 850 km dall'epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus, era stato disposto in via del tutto prudenziale ieri, a causa del sopraggiungere in questi giorni di poche linee di febbre e di qualche colpo di tosse. Lo studente, al suo rientro, senza sintomi di malattia, era stato consigliato dal virologo del San Martino di Belluno di rispettare 15 giorni di isolamento in via precauzionale. Al suo ingresso in reparto lo studente era però sfebbrato e le sue condizioni di salute sono risultate buone pure oggi. La direzione generale dell'ULSS Dolomiti ha comunicato che nel pomeriggio il ragazzo è stato dimesso.